Siete riusciti finalmente a colmare le vostre divergenze? Ma io credo che divergenze importanti sotto il profilo istituzionale, salvo che ci può essere stato qualche passaggio così un po' spigoloso nei rapporti personali, ma non tra il sindaco Milia e me, sono sempre stati più che buoni. Sono moltissime le occasioni nelle quali, di fronte a problemi reali, a problemi concreti, a problemi che devono essere risolti, si è creata un'intesa, si è creata una volontà comune di procedere. E questo è uno di quei casi. Bisogna fare qualcosa di concreto, non venire qua a fare degli annunci e dire il 10 inizieranno i lavori e poi il 10 non iniziano. E allora uno non lo dice che iniziano il 10, non è che io volevo che iniziassero il 10, si poteva dire ci sono dei problemi, speriamo di risolverli. Se non sarà il 10 sarà il 15, ma non si viene qua, si fa una conferenza stampa, si fanno venire giornalisti, autorità, prefetti e quant'altro per dire il 10. Allora, così non va bene, questo dimostra che il problema è sottovalutato, noi invece desideriamo che sia giustamente valutato.